C'è tanto da dire, Comunque 6 anni abbiamo fatto tanto, vissuto tanto, discusso tanto, litigato tanto, però poi alla fine siamo qui e quindi è un buon segno. È un'amicizia vera, sincera e col passare del tempo questo legame si è davvero rafforzato tanto. Io sono Davide Puligeddu, ho 20 anni, vengo da Oliena e diciamo che ho iniziato a cantare e a suonare dall'età di 6-7 anni. E da lì insomma è stato sempre un evolversi di cose. Il canto, ecco, proprio il cantare soprattutto a cose mie, quindi testi miei. Da lì insomma a metà del mio percorso di studi ho iniziato sempre anno dopo anno a capire sempre di più che questa era una passione forte e quindi ho iniziato insomma a cantare con le prime lezioni di canto, ecco. E canto scontos tu e mi ascolta tu notte nende mi vete. Ho fatto un annetto di canto moderno e da lì insomma la cosa è sempre stata un crescere, ecco, era una cosa che cresceva sempre. Quindi ho iniziato appunto 6 anni fa con Maria Antonietta, che è stata insomma la mia compagna di avventure per 6 anni. Abbiamo visto insomma insieme a lei abbiamo fatto tante avventure, tanti palchi e tante belle esperienze. Fino a che appunto abbiamo deciso di concretizzare questo percorso di 6 anni, questa amicizia insomma di 6 anni, in un vero e proprio progetto. Sono Maria Antonietta Bosu e vengo da Ottana, ho 30 anni. Inizio a suonare l'organetto all'età di 10 anni. Inizialmente ho fatto parte del mini folk, quindi ho intrapreso nel ballo. Quando l'organettista sbagliava, mi giravo e quindi mi colpiva questa cosa. Allora arriva il Natale e ho dovuto fare la letterina a Babbo Natale e arrivò l'organetto. Inizio a suonarlo, inizio da autodidatta, ma mio padre già suonava qualcosa e poi ho preso delle lezioni. Ho iniziato a prendere un po' di confidenza con lo strumento e allora piano piano ho iniziato a creare un mio stile, si può dire. Essendo una ragazza è un pochettino più difficile, perché comunque l'organetto vedi i ragazzi che lo suonano. E ho incontrato Davide a Oliena e abbiamo iniziato un pochettino a giocare come si fa. E con Davide ho percepito un'intesa musicale. Quest'anno abbiamo deciso di concretizzare il tutto. Perché uno zero vestende? Una frase originale, una frase che è dettata dal cuore di Davide, perché l'ha scritta Davide. Ci vogliamo distinguere un po' con questa originalità. Cioè, il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è, oltre che arrivare al cuore delle persone, ma è divertirci e fare divertire. Cioè, noi ci divertiamo in palco, ma facciamo divertire anche gli altri. Finalmente stiamo iniziando a toccare qualcosa con mano. E iniziare a vedere dopo un bel po' di anni che le cose inizi a toccare con mano, che inizi a toccare il tuo marchio con cioè con le tue mani. Lì non apprezzo, perché lo sappiamo solo noi due cosa abbiamo fatto, sudato per arrivare a quel poco dove siamo adesso. Creare un mio progetto. Però quel progetto doveva essere creato con la persona giusta e ora ne sono contenta.